Lasciamo il PC alla dottoressa Franca Bonin, tutor dell'Università degli Studi di Padova. Affronta il tema la professione dalla informazione alla consapevolezza. Anche lei ricordiamo che ha un tempo limitato. Allora, buongiorno a tutti, cercherò di essere sintetica, ecco, anche perché gli orari, insomma, si fanno un po' sentire. Ringrazio anch'io chi ha pensato a questa giornata che ci dà la possibilità di incontrarci tra studenti, assistenti sociali, accademici, di incontrarci e di pensare a delle prospettive nuove rispetto al servizio sociale. È una giornata che, come è stato detto all'inizio, è organizzata in altre parti d'Italia. Io ho avuto la fortuna di, essendo membro del Consiglio nazionale fino a qualche mese fa, di partecipare a quelle organizzate a Roma e quindi quest'anno sono qua veramente con piacere. E ho anche il piacere e l'onore di rappresentare il gruppo dei tutor universitari dell'Università di Padova. Io sono entrata da poco a collaborare con l'Università di Padova e c'è una storia che mi precede, che è stata scritta e vissuta da colleghi che appunto stanno collaborando da anni con l'università e come tutti universitari siamo in 5, 3 che si occupano della laurea triennale e 2 colleghi che si occupano dei tirocini della laurea magistrale. Ecco, esiste anche un modello Padova, anche se è un corso di laurea più giovane, no? Nel Veneto, nato il primo corso è nato nel 2006-2007 e ho un rapporto speciale col corso di Padova perché quando è nato ero a guida, insomma, del Consiglio regionale degli assistenti sociali, per cui ho un po' partorito anch'io la nascita di questo corso e ne sono molto molto affezionata, devo dire. Allora, non volevo utilizzare nel presentare il modello, restiamo però ovviamente a disposizione per chiunque voglia conoscere su come lavoriamo, quali sono un po' gli obiettivi che ci siamo dati come gruppo, come commissione di tirocinio. Pensando alla giornata di oggi mi erano così, non ho certezze da darvi, ho alcune riflessioni così un po' a ruota libera che ho fatto rispetto al tema e al titolo che ho dato a questo intervento. Perché mi sono chiesta, in tema di diritti, che cosa portano i nostri studenti? Quali tipo di informazioni di cultura portano quando accedono ai nostri corsi di laurea? Naturalmente portano se stessi, portano la loro storia personale, la loro storia familiare, la loro preparazione scolastica e portano anche una serie di, chiamiamoli convincimenti, stereotipi che si vivono nella società, nella comunità locale. E sento molti studenti che dopo una prima esperienza di tirocinio ci dicono: ho cambiato idea su quello che pensavo di talune tipo di problematiche o talune tipo di utenza. Posso portare l'idea diverse sulle persone che usano sostanze, su chi ha una sofferenza psichiatrica. Pensavo determinate cose, adesso dopo l'esperienza di tirocinio ho cambiato idea, ho cambiato paradigma, avevo degli stereotipi che ho sentito che li ho superati. E quindi io credo che su questo noi dobbiamo lavorare, su ciò che ci arriva. Per trasmettere cosa? Per trasmettere un sapere, che è un sapere tecnico della professione specifico, ma deve essere anche un sapere culturale e su questo ci sono
tutte le discipline che concorrono, ed è anche un sapere valoriale, quello della nostra comunità professionale. Per introdurmi nell'argomento di oggi, a me è piaciuta questa frase che è stata detta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, la quale in un'intervista ha detto: la cittadinanza è il diritto ad avere diritti. Quindi a partire dalla cittadinanza si possono poi sviluppare, declinare tutti gli altri diritti sociali che noi ben conosciamo. Declinando poi questa affermazione nel servizio sociale, a me era piaciuta anche questa affermazione di Paola Rossi, che è stata la prima presidente dell'Ordine degli assistenti sociali. E allora lei dice: lo status di cittadino legittima i diritti che gli vengono attribuiti, conferisce dignità alla persona, con la quale si può interloquire e agire in un patto democratico nel segno dell'eguaglianza. E cioè la frase che vi avevo detto che avevamo visto prima, che viene declinata nell'ambito del servizio sociale. Si parla di persona, molto ne abbiamo sentito parlare anche oggi. E allora una persona che non è definita, che è definita semplicemente perché è tale, perché è una persona, che non è definita perché ha un'etnia diversa dalla nostra, perché ha una situazione economica e di status sociale, ma solamente perché è persona. Naturalmente questo l'abbiamo sentito e mi è piaciuto molto che sia stato detto soprattutto dagli studenti, è un richiamo ai valori del servizio sociale. Ma dobbiamo stare attenti su questo, non devono essere delle enunciazioni. I valori li abbiamo la responsabilità e il compito di applicarli, di viverli noi come professionisti e di trasmettere questi nostri vissuti anche agli studenti dei quali abbiamo la responsabilità della formazione. Non mi soffermo sugli articoli del codice perché l'articolo 5 mi pare che è stato più volte citato. Dicevamo che abbiamo una responsabilità come formatori, che è una responsabilità etica. Ecco che allora i valori enunciati, i valori in sé teorici diventano pratica nel momento in cui ci assumiamo la responsabilità di formare nuovi professionisti educati alla cultura della giustizia e della solidarietà. Abbiamo detto a partire dalla informazione per arrivare ad una consapevolezza, ma quale consapevolezza? Di quale ruolo professionale? Con quali strumenti noi formatori possiamo lavorare e agire? Io penso che noi dobbiamo avviare e promuovere un lavoro formativo che sappia utilizzare nuove metodologie di intervento. La collega Cristina Selmi ci ha anche dato degli spunti, ma che siano basate sulla relazionalità, sulla comunicazione, sulla capacità riflessiva e sulla curiosità. Mi sta bene tutte le metodologie e gli strumenti di servizio sociale, ma questo aspetto della relazionalità, di cui ce n'è estremo bisogno, perché abbiamo sentito anche da chi ci ha preceduto questa crisi, no? Di questa crisi dell'essere, del vivere insieme. E quindi è necessario porre in particolare attenzione su questo aspetto della formazione. Sulla curiosità, a me è venuta un po' anche questa osservazione. Per riuscire a individuare le risorse di cui la persona è portatrice è necessario avvicinarsi all'altro con curiosità. E io sento che i ragazzi, gli studenti ce l'hanno questa curiosità e per me è davvero importante e anche avvincente lavorare con loro perché sento che sono motivati e che sono curiosi, in quanto ogni persona è unica e ripetibile.
va accettata, rispettata, colta e capita per ciò che è. Solo così essa si sentirà motivata a percorrere un pezzo di strada insieme a noi. Naturalmente il mio occhio privilegiato è per il tirocinio che lo viviamo, insomma, come lo pensiamo come un campo di azione e come un campo di sperimentazione. Quindi sperimentiamo noi stessi, la nostra motivazione, ma sperimentiamo soprattutto ciò che abbiamo appreso dalle materie teoriche e ci confrontiamo con i colleghi che lavorano, ecco. E anch'io voglio approfittare per ringraziare tutti i colleghi che accettano di collaborare con noi in questo percorso. E qualcuno l'ha definito un'autoformazione, quindi una rimessa in gioco del proprio modo di lavorare attraverso un percorso da fare insieme allo studente. Per arrivare alla consapevolezza. Quale consapevolezza? Quella di un ruolo professionale che io lo vedo così, orientato alla promozione del benessere comune e verso la condivisione della responsabilità per passare da quella individuale a una responsabilità collettiva e plurima. Io chiudo con questo di Stefano Rodotà: i diritti, dovremo averlo mai appreso, sono indivisibili e quelli civili non sono un lusso perché riguardano la libertà e la dignità di ognuno, quindi ci riguardano tutti. Grazie. C'è un cambio di postazioni per questioni tecniche, giusto perché ci capiamo. È il penultimo intervento, quindi siamo verso la volata finale, ma chiamiamo già qui Mirella Zembello, che viene perché dopo tocca a lei, conclude lei, e devo fare un'errata corrige, è dottoressa Luciana Povolo dell'Università degli Studi di Verona, a quale aggiungiamo anche la dottoressa Ilaria Sterzi, che ha contribuito nella realizzazione di questo intervento, che è il laboratorio di guida al tirocinio, osservare ed essere osservati. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito e grazie di essere in questa splendida città. Mi piace il mare, perciò è proprio splendida. E presento il lavoro del laboratorio di guida al tirocinio dell'Università di Verona, laurea triennale. Noi siamo 6 tutor universitari e 3 per ogni anno accademico, siamo tutti assistenti sociali e lavoriamo nei servizi. Il laboratorio di guida al tirocinio è proprio un laboratorio di rielaborazione delle esperienze e accompagna sul campo gli studenti in formazione. È proprio nell'avvio dell'attività pratica che lo studente spesso mette in discussione l'attinenza degli apprendimenti acquisiti con quello che vede poi nel tirocinio. E la frase che sentiamo quasi sempre è: ma nulla di quello che abbiamo studiato lo ritroviamo nell'ambiente del tirocinio. Per lo studente inserirsi in un contesto lavorativo attraverso il tirocinio richiede un modo diverso di osservare e di porsi rispetto alla teoria. Richiede la capacità di generare nuove modalità di comprensione. Ciò che ha studiato va rivisto, va rivisitato, va metabolizzato. Se il tirocinio è vissuto solo come esperienza individuale, Sean ci dice che esiste un rischio in questo vivere il tirocinio da soli. Il rischio è che si crei una crepa più o meno profonda
tra la mistica della competenza pratica da un lato e la disattenzione selettiva che l'Accademia a volte riserva ai saperi pratici dei professionisti. Anche Silvia Fargion mette in guardia dal vai a fare e invita a riflettere sul senso dell'apprendimento riflessivo. Il tirocinio allora si pone come ponte tra università e servizi sociali. Lo studente in tirocinio impara prima osservando e poi sperimentando. Allora il tirocinio diventa il luogo del fare e del pensare. È nell'ambito del tirocinio che i concetti studiati diventano situazioni concrete, con tutte le emozioni che le storie vissute comportano. Lo studente inizia ad assumere responsabilità di riflettere sulla propria formazione e il tirocinio allora è proprio il luogo della formazione riflessiva, ma questo non basta e come sostiene Luigi Gui serve uno spazio fisico e mentale dove sviluppare processi di pensiero sul proprio fare. Durante il laboratorio di tirocinio, attraverso l'analisi tra studio, osservazione e condivisione, lo studente inizia a formare la propria identità professionale. Il laboratorio perciò avrà la responsabilità di essere il luogo dove mettere insieme teoria e pratica, ma dove anche trasformare un'esperienza individuale in esperienza di gruppo, dove lo studente si senta anche corresponsabile dell'esperienza formativa degli altri studenti, dove lo studente inizia ad assaporare il senso di una comunità. Nel laboratorio lo sguardo che osserva è plurimo, è l'insieme formato da tutor, studenti e da supervisori. È uno sguardo che permette di creare una cornice narrativa dove co-costruire. Nel laboratorio è chiesto di non fare nulla per poter, come dice Roberto Dalla Chiara, pensare a mani vuote. Ripensare allora al laboratorio come rielaborazione dell'esperienza e integrazione della conoscenza. La funzione principale del laboratorio diventa allora aiutare gli studenti a riflettere e ad interrogarsi, essendo però stati prima capaci di osservare. Donata Fabbri ritiene che l'osservatore non è colui che osserva, ma è colui che conosce, esperisce, colui che sa pensare i propri pensieri. Io sono autore del mio modo di conoscere. Questo fa sì che il mio modo di raccogliere e dar valore alle conoscenze differisce da come lo farebbe un altro. Il laboratorio è anche il luogo dove imparare a fare le domande e le domande sapienti sono quelle che servono di più a chi le pone. Il laboratorio come metafora del lavoro sociale, che dentro situazioni di sempre più complessità e di maggior difficoltà di comprensione non può porsi in una logica interventista, ma deve collocarsi dentro ad una generatività che non si limita a ridistribuire, ma promuove e rigenera. Tutto questo rimanda ad una sospensione del fare per poter sviluppare capacità di custodire il pensiero. Il laboratorio anche come allenamento ad una cura e una promozione della dimensione narrativa, con una particolare attenzione al linguaggio non verbale. Maturana ritiene che col linguaggio si possa dire solo ciò che il linguaggio ci permette di dire. Il laboratorio allora diventa occasione per imparare qualcosa anche di sé, per accompagnarci in un percorso riflessivo e condiviso, per riflettere sulle situazioni a più voci e da più angolature,
per co-costruire ipotesi di senso. Fidarsi del gruppo permette anche di acquisire una risorsa nuova, quando le difficoltà di ogni giorno richiederanno di confrontarci con la comunità professionale. Il laboratorio allora diventa una premessa alla pratica della supervisione professionale. Supervisione che forse è ora di sdoganare e far diventare modalità operativa concreta, che permetta anche di far fronte alla solitudine degli operatori. Allora, come collegare questo pensiero sul laboratorio di tirocinio con il tema di oggi, con il tema della dignità? Lasciarsi formare è lasciarsi osservare, imparare a pensare attraverso lo sguardo esperto di un altro. È sullo sguardo che vale la pena soffermarsi un attimo. Mi piace pensare che avere dignità significa saper alzare lo sguardo e guardare negli occhi l'altro. Spesso le persone che incontriamo arrivano da percorsi di sofferenza così pesante che il loro sguardo è fisso a terra o è velato di dolore, di rabbia, di paura. La costruzione di un percorso di fiducia inizia proprio dall'incontro con quello sguardo e perciò dalla possibilità che quello sguardo si alzi e incontri lo sguardo esperto di un altro che sa osservare ma che accetta anche di farsi osservare. Lascio ora la parola. Però ha veramente 3 minuti, mi dispiace, non ne ha di più. Vuoi che non facciamo? No, perché se riesce, io devo dirlo però per correttezza che il tempo... Lo vediamo insieme, nel senso che avevo fatto un intervento a 2 voci, la seconda parte erano frasi tratte dagli elaborati di tirocinio degli studenti che riuscivano a dare concretezza a quello che dicevamo noi. Il tempo glielo lasciamo. Via. Pronti? Sì. Quando il professore ci ha informato che avremmo dovuto cercare da soli il supervisore, mi sono sentita spaesata e sono stata presa da tante preoccupazioni. Ho avuto paura soprattutto di avere un impatto negativo con la professione. Avevo paura di trovare un supervisore che non amasse più il suo lavoro. Avevo un gran bisogno che qualcuno mi accompagnasse gradualmente, non un qualcuno qualsiasi, ma qualcuno che avesse ancora la voglia di mettersi in gioco in prima persona, che avesse interesse a confrontarsi con il nuovo e soprattutto farsi guida appassionata e concreta verso un viaggio alla scoperta della professione. Più che telefonare ho preferito recarmi personalmente dagli assistenti sociali per capire la compatibilità relazionale e l'accoglienza degli ambienti. Ci sono luoghi in cui ti senti accolto e valorizzato e persone che con poche parole ti fanno sentire capito e a tuo agio. La prima sfida è stata partire dal territorio, luogo di condivisione di problemi, ma anche di un'estrema ricchezza di risorse. Il primo giorno sono arrivata nel caotico mondo del servizio sociale professionale di base, fatto di telefonate, mail, fax, fotocopie, persone che vanno e che vengono. Ho iniziato così la mia osservazione, cercando di essere attenta e discreta. Ho visto che per un utente è faticoso condividere con un estraneo fatti dolorosi, intimi, fallimenti, perdite e allora spesso la cosa più semplice è chiedere un aiuto economico. Per un operatore è complicato riuscire ad accogliere le persone mettendole a proprio agio, creando un clima di apertura e di fiducia. L'interesse della persona va di pari passo con la ricerca della conoscenza attraverso domande personali, ma delicate, che aiutino in un percorso di consapevolezza. Ho visto la povertà e la fragilità come impoverimento economico, ma soprattutto come carenza di reti familiari e amicali, di cui ogni essere umano ha bisogno per superare la complessità del vivere quotidiano. Ho visto quanto sono importanti gli spazi di ascolto e di aiuto nella lettura della domanda, perché permettono alle persone di orientarsi, ma ho visto anche dare soluzioni preconfezionate. Ho visto che il territorio è un importante spazio di incontro tra le persone, ma anche di scontro tra culture. Durante il tirocinio potevo osservare, non dovevo necessariamente fare. Il dover stare zitta e annotare ogni dettaglio mi ha fatto riscoprire il valore dell'ascolto, della pazienza, dell'attesa, del silenzio. Ho potuto allora affinare i sensi, attraverso uno sguardo più attento ai particolari, l'assaporare odori e profumi, il limitare l'uso delle parole, il farmi da parte e aspettare il tempo appropriato, l'ascolto del silenzio e del non detto, lo stringere le mani e l'accompagnare.
Tutto questo cercando di non provare imbarazzo o di pensare di perdere tempo, ma consapevole che tutti i sensi sono portatori di messaggi profondi. Ho sentito come la narrazione delle storie personali mi affascina, ma al tempo stesso suscita in me un'empatia che mi provoca sensazioni inaspettate: turbamento, rabbia, tenerezza, compassione, dispiacere, calore, dolore. Ed ho provato quanto sia difficile gestire le proprie emozioni in situazioni di grande dolore. Però mi sono resa conto che posso riflettere sulle emozioni che le storie mi provocano. Ho assaporato il colloquio, come strumento di incontro, come appuntamento di condivisione di storie e racconti. Momenti in cui, se riusciamo a stare zitti, si lascia all'utente lo spazio per raccontarsi ed è nell'attenzione alla punteggiatura che si coglie l'unicità della persona. Ma ho riflettuto sul fatto che c'è una parte amministrativo-burocratica fondamentale nelle erogazioni di prestazioni, che rischia di diventare l'unico modo per far fronte alla mole di lavoro e alla cultura manageriale. Mi sono resa conto del valore riabilitativo del mettere ordine per poter analizzare e circoscrivere una situazione problematica e dare all'utente il potere di gestirla, stabilendo delle priorità, sapendosi orientare, insomma capire qual è il problema. A volte però il rischio o la tentazione è quella di ridurre gli utenti a categorie di richiedenti. Ho visto cartelle sociali non sempre aggiornate e ho visto la cartella sociale come strumento che permette ai racconti di diventare storia e alle persone di lasciare una traccia. In laboratorio abbiamo condiviso come le crescenti difficoltà rimandano ad una domanda sociale sempre più articolata e complessa che richiede una competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni. I problemi, per esistere, hanno bisogno di essere pensati, non esistono in natura, ma sono il prodotto di complesse costruzioni a cui si intrecciano rappresentazioni di sé e del mondo, emozioni e razionalità, memorie e pensieri, rappresentazioni del passato e del futuro. E a problemi apparentemente uguali si trovano soluzioni molto differenti, perché è la diversità che va valorizzata, o meglio l'unicità. Abbiamo condiviso che le risorse sono possibilità, e scegliere di rinforzare le potenzialità piuttosto che rispondere ai bisogni significa fornire mezzi e strumenti alle persone. Il percorso fatto con il laboratorio di tirocinio mi ha portato alla consapevolezza che il lavoro sociale parte dalla costruzione della fiducia reciproca e necessita di capacità di autovalutazione verso noi stessi e verso il nostro modo di lavorare. La sfida è essere in formazione continua, non sentirsi arrivati ma in divenire. Per lavorare con la complessità della sofferenza umana occorre passione, occorre avere cura di se stessi, cura degli altri, cura di ciò che ci circonda, sapendo riconoscere punti di forza e criticità in termini relazionali, metodologici e deontologici. Meritava questo intervento poterlo sentire fino alla fine, per cui è stato doveroso lasciare gli ultimi minuti. L'ultimo, dulcis in fundo, abbiamo l'intervento della Presidente nazionale dell'ASNAS, grazie, e della Consigliera nazionale. La Vicepresidente è Paola Pontarollo, la Consigliera nazionale è Mirella Zambello, che ci presentano il respiro internazionale di questo evento, perché ci raccontano che quanto è avvenuto al simposium sulle politiche sociali dell'austerità che si è svolto ad Atene. Abbiamo un video di Paola Pontarollo e le slide sono commentate invece dalla dottoressa Mirella Zambello. Finché loro io voglio veramente ringraziare tutti e in particolar modo la segreteria dell'Ordine regionale degli assistenti sociali e Sonia Zattin, perché senza di lei moltissime cose non sarebbero state qui e preparate. Ringrazio anche i colleghi consiglieri Vittorio Zanon, Martina De Battisti che oggi non c'è. E dopo? Cosa faccio? Questa vi presento Sonia Zattin, che ho appena citato, Sonia, per aver reso possibile questa giornata. Valentina è la tirocinante, Vittorio Zanon ci ha collaborato per la realizzazione dei poster e dei volantini, Martina De Battista e Francesca Feliziani sono stati alla regia, Paola Pontarollo e io ci siamo occupati un po' invece di un po' di tutto, misto mare. Allora, il Consiglio ci ha comunque coperto le spalle.
Io volevo dire che intanto mi congratulo per il lavoro di stamattina, veramente gli interventi tutti molto qualificati. In particolare mi permetto di ringraziare gli studenti perché essendo docente sia a Padova che a Venezia ho trovato la freschezza, no, del messaggio e la voglia di fare l'assistente sociale, quindi insomma grazie, credo abbia fatto bene un po' a tutti avere questo ritorno. Paola la ascoltiamo proprio un brevissimo intervento perché in questo momento si trova a Vienna all'incontro internazionale dell'Associazione di Servizio Sociale, quindi un breve saluto e poi brevissimamente vi presento le slide che ha preparato rispetto all'esperienza, come dicevi, fatta ad Atene, dove è stata presente assieme al Presidente Bonomo Vincenzo come in rappresentanza della delegazione italiana, di cui dal 1948 l'associazione ASNAS fa parte. Ci racconta tutto Paolo. Passiamo al... credo questo. Le luci, grazie. Cari colleghi, buongiorno. Sono Paola Pontarollo, vicepresidente nazionale dell'ASNAS, Associazione Nazionale Assistenti Sociali, che fin dal 1948 è unico membro di diritto per l'Italia presso la Federazione Internazionale di Servizio Sociale, che ogni anno promuove questo Social Day in tutto il mondo. Mi spiace non essere lì con voi oggi, ma la mia carica di vicepresidente e gli impegni verso la federazione mi impongono di essere presente a Vienna presso il Social Work Day organizzato sui rifugiati dalla stessa federazione. È per me un onore poter rappresentare il nostro paese e il lavoro di tutti noi in questi contesti internazionali, dove, credetemi, l'esperienza italiana è ricercata ed apprezzata. Credo però importante condividere con voi quanto l'associazione fa ed esercita in questi contesti internazionali e pertanto, nella speranza di fare cosa gradita, ho lasciato a Mirella Zambello l'illustrazione delle slide da me preparate sull'esperienza avuta a gennaio 2016 ad Atene presso il Simposium europeo sulle politiche di austerity. Cari colleghi, auguro buon lavoro a tutti. Sappiate però che oggi voi siete tutti qui con me ed io, con il pensiero, sono lì con voi. Un caro saluto. Paola Pontarollo. Ecco, bene, grazie. Allora, in modo piuttosto veloce, perché capisco che ci sono i treni che devono anche partire e portarci a casa. Ecco, l'esperienza fatta ad Atene si è strutturata su alcune giornate a cui hanno partecipato dei rappresentanti di alcuni paesi, Spagna, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda e Regno Unito. In questo momento a Vienna ce ne sono 34 di paesi rappresentati, quindi comunque un'esperienza ancora più ricca. Dal 20 al 21 gennaio, come è stato detto, sul tema dell'austerità in riferimento al servizio sociale. Velocemente, nelle prime giornate sono state visitate le esperienze che gli assistenti sociali fanno e i servizi che sono stati attivati ad Atene, soprattutto rispetto al tema dei rifugiati, degli immigrati e della povertà. Hanno visitato come delegazione 8 centri che operano a sostegno dei poveri, degli emarginati e dei profughi e rispetto a questo c'è un utilizzo interessante sia delle equip multidisciplinari, multiprofessionali, per affrontare peraltro il tema per quanto riguarda i profughi del trauma, ma soprattutto nella gestione ci sono a capo di molti servizi degli assistenti sociali che coordinano e gestiscono dei servizi che poi velocemente andiamo a vedere. Un'esperienza interessante è anche quella dell'utilizzo dell'affido per nuclei bisognosi di famiglie e per homeless e per profughi, non solo legati quando sono minorenni. Quindi ecco, è un'esperienza interessante che hanno potuto visitare. Su Atene ruotano tantissime persone che hanno questo tipo di necessità, 2 milioni di persone all'anno dalla Siria, Afghanistan e Pakistan, ed è
esperienze che si stanno vedendo anche, che stanno amplificando questo tipo di bisogno, e ci sono dei centri di accoglienza organizzati. Questo è il presidente Bonomo di fronte all'agenzia governativa che si occupa dello stato, del riconoscimento dello stato di rifugiato ai minori. Ecco, quindi c'è tutto un primo passaggio con tempo massimo di 6 mesi per questo riconoscimento, dopodiché i minori vengono vengono rimpatriati con ripatrio assistito, ricongiungimento familiare oppure affido familiare locale. Hanno fatto visita nella comunità per minori privata, gestita anche qui in collaborazione poi con l'ente pubblico reso pubblico e coordinata da un assistente sociale. E la politica rispetto anche all'homeless e ai poveri punta sulla iniziative sicuramente di accoglienza e di intervento per affrontare i bisogni principali, buoni pasto, mensa, il dormitorio, la gestione del social card e della spesa, ma anche poi l'attenzione a orientare e trovare soluzioni, come si diceva, in famiglia oppure in gruppi appartamenti. Interessante che in cambio di questi aiuti vengono richiesti delle prestazioni d'opera per mantenere e migliorare delle situazioni sociali, delle iniziative socialmente utili, insomma, tipo lo sfalcio dell'erba, la pulizia, iniziative che sono anche attivate nella nostra esperienza italiana. Alcune immagini di colleghi che sono a capo di questi servizi, di queste organizzazioni. Il dormitorio, un dato, è diretto da un assistente sociale, preparano 600 sacchi a pelo e viveri per notte, perché qui su Atene appunto è Bazzica, insomma ci girano l'80% della cittadinanza che ha bisogno, e quindi sono concentrati qui i servizi di accoglienza. Ci sono poi, come dicevamo, gli affidi familiari che sono molto interessanti come tipo di esperienza, e poi dei centri, vado veloce, dei centri di prima accoglienza lì al porto, con dei container e con la collaborazione tra pubblico e privato, associazioni private, per creare servizi, il servizio di assistenza medico, psicologica e di servizio sociale. Questa è Paola Pontarollo all'interno di questo campo profughi, e un'associazione, Medici Senza Frontiere, che lavora in questo settore. Ci sono poi anche delle attenzioni rispetto ai gruppi, alla promozione, all'attivazione di gruppi di mutuo autoaiuto, e in questo caso vengono anche preparate delle persone che sono disoccupate, che hanno delle caratteristiche, possono assumere questo ruolo, proprio perché tante sono le persone da gestire e le emergenze tante, quindi c'è anche questo tipo di esperienza che affianca gli operatori. Interessante poi la distribuzione dei farmaci che sono donati dalle case farmaceutiche e vanno a servire naturalmente tutti questi tipi di servizi, e anche i 22 ospedali della Grecia. Queste alcune immagini. Ecco, nella seconda parte dell'incontro, delle giornate, ci sono stati i confronti tra le realtà dei diversi paesi. Diciamo che i paesi maggiormente in difficoltà sono la Grecia, l'Italia, la Spagna, con meno difficoltà, ma comunque l'emergenza sta crescendo, il Regno Unito, l'Irlanda, l'Islanda, anche perché per questa ultima sta crescendo un forte indice di invecchiamento. Si è concluso il tutto con una dichiarazione di solidarietà, appunto generale, sul lavoro sociale e l'austerità, che parte da una brevissima constatazione, cioè condivisa peraltro, che le politiche di austerità producono disuguaglianza e miseria e povertà. Quindi gli assistenti sociali insieme hanno individuato alcuni punti, hanno individuato anche un piano di azione per promuovere e sensibilizzare le istituzioni e fare quell'azione anche, oltre che di intervento sociale sull'emergenza, un'azione politica verso i referenti istituzionali. C'è questo piano d'azione, e io ritengo che anche momenti di giornate come queste abbiano una grande importanza per stimolare il dibattito sulle politiche sociali, politiche che possono essere più eque, e soprattutto nel sottolineare quella figura, quel ruolo dell'assistente sociale che è anche promozionale, promozione di politiche sociali più eque e che rispettino
la dignità, che è il tema anche di questa giornata. Quindi ecco, diciamo che anche a livello internazionale c'è questa forte spinta nel vedere questa professione con questa grossa funzione. Bene, ringraziamo la dottoressa Mirella Zambello e alle conclusioni le riaffidiamo come i saluti alla nostra Presidente, quindi alla dottoressa Conili il saluto per poter poi chiudere la giornata. Come ho già detto in apertura, il World Social Work Day è stato fortemente voluto dall'attuale Consiglio, che ha già cominciato nel 2014 questa tradizione. Siamo alla terza edizione che si ripete tutti gli anni il terzo martedì di marzo. E anche per l'anno prossimo ci sarà questa bella occasione che noi intendiamo sfruttare nuovamente per ritrovarci, perché il servizio sociale abbia proprio un luogo in cui trovarsi a riflettere su se stesso, in cui condividere anche le proprie esperienze professionali, i propri saperi pratici, portare le esperienze non solo dei servizi, ma come avete visto oggi anche le esperienze degli studenti, che sono il nostro futuro, che sono l'investimento che noi facciamo per il domani, per una società più equa, più giusta e che sappia promuovere i diritti delle persone. Il nostro Presidente nazionale Gianmario Gazzi ha anche lui voluto partecipare ad un livello più alto, cercando di coinvolgere anche il nostro governo, quindi ha inviato una lettera aperta sia al Presidente del Consiglio dei Ministri ma anche a tutti i parlamentari, proprio per ribadire come la coesione sociale sia un valore a cui tendere e come i diritti devono essere una pretesa dei cittadini, delle persone. Il suo messaggio lo trovate integralmente, è un messaggio oltre che la lettera aperta, il testo, anche il messaggio video lo trovate sul sito dell'Ordine Nazionale e lo troverete anche sul nostro sito dell'Ordine Regionale. A tutti arriverà in questi giorni anche la newsletter dell'Ordine in cui vi presentiamo il nostro nuovo sito a cui speriamo che tutti voi possiate contribuire con le vostre esperienze, le vostre buone prassi, i vostri documenti. E speriamo che la nostra comunità, che tutti noi ci possiamo trovare di nuovo insieme l'anno prossimo per festeggiare un'altra volta il servizio sociale, le buone pratiche e gli apporti positivi che il servizio sociale sa e deve portare per la crescita delle nostre comunità. Grazie ancora a tutti.